guardia di quello che è il lago di Garda, sia in questo caso questa mattina per quanto riguarda l'acqua e sia per tutto quello che riguarda l'ecosistema, l'ambiente, il territorio, la cementificazione, la sostenibilità. Dopodiché capita in un contesto dove è anche, diciamo, siamo ancora nella fase della preparazione prima dell'inizio della stagione, quindi abbiamo un mese perché la stagione inizia ufficialmente il 4 di aprile e quindi è anche l'occasione per dare degli spunti, dei suggerimenti ai colleghi albergatori associati di Federalberghi di quelli che sono i giusti e appropriati comportamenti per la gestione di quello che è l'acqua, sia per quanto riguarda l'acqua usata nelle nostre piscine, dei nostri hotel, quindi per quello che riguarda la balneazione, ma specialmente per quello che è l'acqua ad uso domestico. Non a caso l'incontro l'abbiamo organizzato a Torri del Benaco, dove tutti noi ci ricordiamo ancora quello che è accaduto l'anno scorso. È stato un momento molto critico, devastante sia sotto l'aspetto della salute non solo dei nostri turisti, ma anche dei nostri collaboratori e dei cittadini di Torre del Benaco, e anche devastante, oserei dire, sotto l'aspetto dell'immagine, perché in quel momento, se ricordate bene, è stato colpito tutto il sistema Lago di Garda. Abbiamo presentato la convenzione con l'azienda WeBiotech che ha brevettato un sistema per quello che è la purificazione dell'acqua, sia in termini di control calcare dell'impianto, ma anche per quello che riguarda l'antilegionella, da adottare in maniera semplice all'interno delle strutture degli impianti delle strutture turistiche. Assieme a questa azienda abbiamo presentato